Ogni volta che passo da queste parti mi fermo sempre qua alla Risaca a prendere un pasto. Solitamente scelgo poi il mix degli antipasti. Si mangia molto bene, è un posto molto conosciuto qui a Marina di Sorso. Vedete, la struttura è proprio di fronte al mare, quindi anche oggi, se è possibile, chiederò di mangiare sulla veranda di fronte al mare, sarà bellissimo. Una cantina interessante, anche il Magnum, il Gelo d'uomo, eccetera. C'è boccioni da non so quanti litri, questo è il 2017, molto bella. E poi anche la vasca del pesce, che adesso vi faccio vedere, signori. Bel pesce, insomma, ci sta. Qui piove ghiaccio, c'è la macchina di ghiaccio e questa è la veranda che si affaccia sul mare. Sono stato accontentato, oggi mangerò qui, mi affaccio direttamente al mare. Come vedete è anche molto elegante, si sta molto bene, anche se oggi la giornata non è tersa, però vedremo di allietarla lo stesso. Il posto è molto elegante, la giornata è molto tranquilla, non c'è poca gente, però sono tutti di fronte al mare, insomma. La degustazione di antipasti comincia con questo piatto di antipasti freddi, tutti molto bellini, sono i gamberi alla catalana. Poi c'è lo sgombro marinato con una, diciamo, ratatouille di verdure, la burrata che mi è servita con un'acciuga del Cantabrico e poi pesce spada marinato sempre anche lui con cipolla rossa e ananas, no, arancia, non so se bene sia arancia o ananas, dovrebbe essere arancia, comunque vedremo, lo scopriremo, e tutto ciò qui di fronte va benissimo. Sto accompagnando con una baby di funzionale di rastoro, ovviamente essendo vicini alla Gallura bisogna approfittarne. Il piatto dei calli che è arrivato, abbiamo le cozze gratinate, una parmigianina in volto di parmigiana con formaggio, poi una bella piovra servita su purea di patate, no, proprio purè, sono patate schiacciate come vedete, finalmente. E poi abbiamo una polpettina di calamaro su con una crema di verdure. La proviamo, signori. Siamo sempre qua di fronte al mare e vabbè, questo è solo l'inizio. Abbiamo anche l'assaggio dei crudi che prevede 2 ostrichette, uno scampetto di terza e un gambero sempre di terza, però diciamo che la collocazione è sempre adeguata, si sta bene, dai, a parte il caldo veramente è un po' insopportabile oggi, non c'è l'aria condizionata, però vabbè, ce ne facciamo una ragione e via, signori.